Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Waiu! Il 70% che guarda questi video non è iscritto al canale, a voi non vi costa nulla, però se cliccate l'iscrizione e commentate e lasciate il like, il video sale e salgono anche gli iscritti naturalmente. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, che è fondamentale, io voglio sempre il vostro parere e lo sapete. Detto questo, Cagliari-Napoli 1-1 il giorno dopo. Allora, partiamo subito da una cosa, vabbè, perché è brutto quello che sta succedendo a Juan Jesus, naturalmente, gli insulti, addirittura gli state augurando qualcosa di ma deve morire, non deve più giocare a pallone. Io posso capire la foga del momento, l'ho detto pure io, non so Cristo come ti ha dato la forza per giocare in Serie A, sei scarso, però mi sono fermato lì, non è che ti ho detto devi morire, no che lo sono andato a insultare su Instagram, cioè ragazzi, basta, cioè, perché se poi iniziate a istigare la violenza, ed è brutto, cioè io lo dico, io quando faccio i video lo sapete, e mi scuso che ieri ho bestemmiato nel video, ma ho proprio sbroccato, quindi i video andrebbero fatti o almeno 2 ore dopo che è finita la partita, proprio a mente calda, a mente fredda, che tu stai là e dici, "Oh, sai, forse di qua, forse di là." Ecco, però ecco, chi va a commentare sotto i post di Juan Jesus addirittura ha dovuto pure limitare alcuni commenti, addirittura ha dovuto bloccare, se non sbaglio, per un po' addirittura i commenti, perché è un continuo insultare Juan Jesus per l'errore fatto. Comunque non si fa e comunque veniamo a noi, veniamo a noi al giorno dopo. Errore di Juan Jesus a parte, che è grave, è gravissimo l'errore che fa Juan Jesus, molti se la stanno prendendo con Meret. No ragazzi, lì non è colpa di Meret, lì non è colpa di Meret per il semplice fatto che lì il difensore la prende sempre. Cioè non c'è se, non c'è ma, lì addirittura qua lui doveva uscire. No, no, non doveva uscire perché quella è una palla del difensore, non è del portiere. Anzi, se usciva Meret faceva la papera. Statemi a sentire, se usciva Meret faceva la papera. Datemi retta. Quindi è andata come è andata, la partita. Però, quello che io non riesco a capire è questa cosa qui. Perché nessuno se la prende con Simeone e Politano? Perché? Perché non ve la prendete con Simeone e Politano, che Simeone va a sbagliare un gol praticamente a porta vuota invece di darla in mezzo all'Instorm? Perché non ve la prendete con Politano che la può dare a Simeone? Perché? Io questo che non riesco a capire. Perché non ve la prendete con questi due giocatori? Lo sapete qual è il grosso problema del Napoli di quest'anno? È che non c'è più una squadra, non c'è più un gruppo. Se era l'anno scorso il Napoli questa partita l'avrebbe vinta 3-0 per il semplice fatto che Politano l'avrebbe data a Simeone e Simeone l'avrebbe data all'Instorm. È tutto qui, Guagliù. Quando io sento dire Calzona a livello psicologico i ragazzi non ci sono, e anche per questo motivo, ma quanto tempo è che io vi dico, Guagliù, ma non è che serve uno psicologo a questi giocatori? Dico io che faccio il pizzaiolo, scusa mi sto aggiustando il baffo, almeno rifletto meglio. Ma non è che, come dico io, ma non è che a livello psicologico sono bloccati e si devono sbloccare a livello psicologico? Perché noi lo stiamo dicendo da diverso tempo, eh? Anzi, io da inizio anno penso che sia uno dei pochi a dirlo da inizio anno. Guardate che forse serve uno psicologo a questi ragazzi, ma non perché andare dallo psicologo faccia male, no, proprio per aprirsi, per dire il mental coach, non lo psicologo, il mental coach. Il mental coach è uno che ti aiuta, guardate i cantanti, prima di un grande evento c'hanno il mental coach. Gli sportivi prima di un grande evento c'è il mental coach e serve veramente tanto e questa cosa a noi si sottovaluta molto spesso, noi si sottovaluta molto spesso questa cosa di dire metti il mental coach di qua e di là. Ragazzi, io l'ho detto, questa squadra non ha più stimoli, non c'è più un gruppo, non c'è più nulla, non c'è più nulla, perché io ve l'ho ribadito, se fosse stato il Napoli della passata stagione, quelle due palle le avrebbero passate. E ha voglia di dire no, ma che stai dicendo? Non è vero, di qua di là, vado giù, è così. Spalletti era riuscito a creare un grandissimo gruppo, proprio per questo motivo qui, che tutti
sputavano il sangue per quell'altro. Quest'anno non c'è questa cosa. Io non so Garcia cosa è riuscito a fare in quei 4 mesi che è stato a Napoli, 3 mesi, 4 mesi, non mi ricordo nemmeno, perché a rovinare una squadra scudettata in quel modo ci è riuscito solo lui ci poteva riuscire. Mazzarri ha provato a metterci qualche toppa, ma non ci è riuscito, anche se continuo a ribadire, Mazzarri doveva rimanere nel Napoli, doveva rimanere allenatore del Napoli. Qualcosa si era già visto ultimamente nel Napoli, grandi azioni, si riusciva a creare molto di più e tu sei andato a prenderti Calzona che ora deve rifare la preparazione, anzi la preparazione ha detto che sono messi bene, i ragazzi stanno messi bene a livello di preparazione atletica, sono al top, quindi Mazzarri ha fatto la preparazione a Calzona praticamente, visto che quelli che c'erano con Rudy Garcia la preparazione non l'hanno fatta. Quindi, come ha detto Calzona, i ragazzi ci sono in campo, 90 minuti ci sono in campo, ma è a livello psicologico che si demoralizzano subito. Pure Kvara è un continuo a arrabbiarsi perché prende fallo e non viene ammonito il suo avversario. E voi dovete guardare pure questo, aiuto, perché c'è da parlarne di queste cose. Vedo molti che si focalizzano sempre sul risultato. 1-0, 1-1, 3-0, 4-0. Aiuto, voi dovete guardare il complesso da partita nel complesso. A livello difensivo, ieri il Napoli ha retto. Diciamo che ha retto per questi 96 minuti, 95, perché poi al 96esimo è arrivato il gol di Luvumbo. Però io quello che non riesco a concepire, voglio sono i cambi, sinceramente, perché non mi puoi togliere Mazzocchi per Ostica, fargli fare un finto terzino che non ha senso. A quel punto passi con la difesa a 3, ma tu con la difesa a 3 non ci sei pensato, fai il 3-5-2, che poi diventa in automatico una difesa a 3, con l'Instorm che è velocissimo lì davanti. Cioè, non riesco a concepire questa scelta. Sono sincero, ma anche sempre puntare su Olivera, voglio Olivera quando c'è Olivera in campo, Kvara non va. Quando lo capirete sarà troppo tardi. Secondo voi perché faceva giocare sempre Mario Rui insieme a Kvara? Spalletti, fatevi le due domande se Olivera era diventato anche il panchinaro di Mario Rui. Facetevi le due domande, Fatevi le due domande. Ma Olivera è stato il migliore in campo. Dove? Dove che non supera mai il centrocampo? Io dove? Io lì che voglio capirvi, dove? Che non supera mai il centrocampo? Dove? Dove? Quando? Perché c'è... Quindi di cosa vogliamo parlare? Poi quando sento dire è tornato Osimhen, siamo tornati al gol. Ragazzi, quello l'ha fatto Raspadori, non l'ha fatto Osimhen. Le beghe in attacco ci sono e sono anche forti. Ora andremo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Tu pensi che sarà semplice? No, perché hanno cambiato anche allenatore, quindi non so da quante partite non vince il Sassuolo. Quindi già mi aspetto un'agonia, perché sarà un'agonia, addirittura alle 18:30. Me ne riuscirò a vederla al lavoro, come me ne fotto proprio, la metto uguale al lavoro, non me ne frega niente, me la guarderò ugualmente. Poi ci sarà il post partita, non vi preoccupate, in qualche modo lo farò uscire il post partita, come ieri ho fatto uscire quello con l'Inter. Scusatemi se non guardo in telecamera, ma ho perso proprio la cognizione del tutto. Io sono senza forze, sono sincero, perché non vedi una squadra che non risponde agli stimoli, una squadra che non hanno più stimoli, non hanno più stimoli. E poi vedere insultare la mamma di Juan Jesus, la mamma, la figlia, la nonna. Io ve l'ho detto ieri in live, la Geritta, non so Cristo come ti ha dato la forza di giocare in Serie A o ti ha dato l'opportunità di giocare in Serie A, ma sei scarso, ma finisce lì. Non che il giorno dopo continuate a insultare la gente, che senso tiene? Che senso ha? Comunque, detto questo, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate della partita di ieri, sempre e comunque forza Napoli. Ciao a you!